Heather McPallister. Una ex cantina, quella di Via Giulia, dove entri nel cortile interno della casa e lì sulla destra c'è il vano. Era un buco, ma veramente, di 4-6 metri quadri, sufficiente per chiudersi una porta dietro. Ed era al 7° piano una soffitta in via. Quando c'era lei vicina, questi luoghi erano più belli. Quando sei con una persona che ami, può essere l'inferno, che è bello o no. Allora, noi eravamo clandestini, era meglio non farci vedere, chiaro, lampante. Insomma, se ti trovi una volta al bar, o 2 o 3, sono combinazioni. Quando ti trovi 2 o 3 volte alla settimana, la combinazione crolla. Erano 2 posti nei quali noi nei mesi di gennaio-maggio del 21, quando abbiamo cominciato a vederci, io vedovo da alcuni mesi, lei stufa da anni del suo matrimonio. Questi posti non sono nemmeno più del proprietario di prima, dice. Da quello che so, io non ho voluto implicare lui perché è un amico, per cui più parli più lo tiri dentro, che non volevo. Secondo era un segreto nostro, mica vado a sbandierarlo per dire, però noi ci trovavamo e l'ho detto soprattutto perché ancora qualche deficiente non crede alla nostra storia. È questo il concetto. Io per difendere la memoria di Liliana vado nel fuoco. Alla domanda da quanto tempo andava avanti questa relazione, Claudio risponde: da 40 anni, cosa vuoi che ti dica? Noi ci conosciamo da 40 anni, non ci siamo mai persi di vista, questa è la verità. Dopodiché ci sono stati dei periodi di riallacciamento, perché eravamo liberi tutti e due. Poi lei si è trovata con Sebastiano e io con mia moglie. Le cose sono evidentemente cambiate. Quando sono rimasto vedovo lei era libera da tempo, psicologicamente. Alla domanda se avevano altri posti dove incontrarsi risponde: nel pulmino che era posteggiato qua, che adesso non è più mio, perché è inutile avere 3 macchine, e la sede di via Pondares, che era la vecchia sede sociale. Ci trovavamo dappertutto per combinazione. Largo Barriera Vecchia ci siamo trovati, che è mancato niente che facessimo via Carducci per mano. Nei primi mesi del 21 abbiamo cominciato a vederci più spesso.